Sono partita anzitutto dal paesaggio delle colline UNESCO e ho analizzato e rappresentato un aspetto che mi ha realmente affascinato. I vigneti soprattutto della zona alta della Core Zone, che non seguono un andamento geometrico tipico dei vigneti nella parte più bassa verso Conegliano, hanno delle caratteristiche assolutamente incredibili, hanno delle forme che riprendono completamente le forme naturali, è la vite che si adatta al paesaggio, e hanno costruito delle arcate verdi che io ho voluto chiamare cattedrali verdi, non tanto per la grandezza, ma proprio per fare un omaggio a questo lavoro di centinaia di anni di umilissime persone sconosciute che hanno creato questa bellezza incredibile che appunto oggi è patrimonio UNESCO. Ecco, ho voluto in un certo senso tornare alle origini dell'architettura, perché l'architettura, le cattedrali soprattutto gotiche, si rifanno chiaramente alla natura, e i grandi pilastri, le grandi colonne, le arcate non fanno altro che riprodurre simbolicamente l'idea di una selva, di un bosco e anche nei particolari decorativi ovviamente. Ma sembra quasi che ci sia della poesia, no? Perfino in questo, no? Questo utilizzo di una pianta a sostegno della vite, no? Sembra che ci sia un mutuo soccorso nella natura, c'è qualcosa di più che di poetico. Allora qui ho rappresentato una vite maritata a un gelso. E qui è maritata a un salice, quei famosi salici i cui rami vengono utilizzati dopo la potatura, o meglio venivano utilizzati dopo la potatura per fissare i rami nuovi. E qui maritata a un albero da frutto che si riconosce dalle foglie coloratissime in autunno, la vite e l'albero. Architetture fatte da semplici contadini, né da geometri, né da architetti, né da ingegneri, e si incastonano perfettamente, in quanto naturalmente usavano materiali del posto. Questi sono i portoni di vecchie cantine fatte in legno di castagno dei boschi vicini ai vigneti. E poi i famosi fienili, stallette fienili, soprattutto nella parte alta delle colline, spesso anche in cima alle colline, proprio fra cielo e terra. Ma sotto queste viti ci sono anche altri trionfi di fiori, di colori, della camomilla, delle margherite, questo soprattutto nelle zone naturalmente dei vigneti meno industrializzati, dove il paesaggio è ancora spontaneo perché è curato dal lavoro manuale dell'uomo.